Siamo in Sudafrica, nella parte centro-orientale, in un altopiano a circa 1000 metri di altitudine. Questa è una aloe, una delle tante specie che si trovano proprio qui in Sudafrica. Sono piante succulente e adattate anche a climi abbastanza rigidi, come quelli di montagna. Le aloe tipicamente hanno dei fiori rossi che sono adattati ad attirare gli uccelli. Il rosso è un colore che non viene visto dalle api, per esempio, quindi viene utilizzato da alcune piante per non essere saccheggiate dal polline, perché le api notoriamente non si nutrono esclusivamente di nettare, ma raccolgono anche tanto polline per nutrire le loro larve, quindi per una pianta è un ulteriore dispendio di energia. Le aloe di solito appunto hanno questi fiori rossi per attirare le nettarine, che sono degli uccelli molto diffusi in Africa. Questa specie però attira anche le api, infatti come potete vedere i fiori non sono rossi ma sono di un colore arancione, appunto per attirare sia uccelli sia appunto insetti come le api.